È il rintocco lento delle campane ad accogliere l'arrivo di Giovanni Bortoletti nel sagrato della chiesa di Sarmeola di Rubano. La bara di legno di frassino chiaro, le rose bianche, una arancione, è seguita a distanza dagli occhi di mamma e papà, sorretti dai fratelli di Giovanni e dall'intera famiglia. In chiesa lo attendono tutta la parrocchia di Bosco di Rubano dove viveva, gli scout, gli amici dei gruppi e poi i compagni di università. Era con uno di loro, rimasto gravemente ferito domenica notte. Era in moto e stava per arrivare a casa Giovanni Bortoletti. Accanto a don Davide Bedin, parroco di Rubano, una decina di sacerdoti. È don Davide a raccontare lo sgomento vissuto domenica mattina, le lacrime, i momenti di intensa preghiera per Giovanni conclusi mercoledì sera con il rosario. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni, dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che stava vivendo adesso. Dopo aver letto il Vangelo di Giovanni, non sia turbato il vostro cuore, don Davide spiega che parlerà di bellezza e speranza, come ha voluto la famiglia, come avrebbe voluto Giovanni, dei due futuri, quello che aveva iniziato a vivere e quello che sta vivendo adesso in cielo. Aveva un amore in costruzione Giovanni e in casa aveva fatto la prima prova da ingegnere civile. Resterà adesso nelle tante esperienze vissute insieme, nella gioia e nei doni. Il corpo di Giovanni Bortoletti riposerà in terra nel cimitero di Bosco.